Dunque ragazzi, le sarde fritte, sandwich, perché dentro c'è il formaggio, e quelli invece sono un'altra cosa che vedrete nella prossima puntata. Sapete quante cose riuscite a fare con le sarde? No? Ascoltate Giannico. Guarda che roba, questo è il nostro Adriatico, è sarde in sauro, non facciamo sarde in sauro, però bisogna farle il giorno prima e il giorno dopo, ma mi mangio anche adesso subito. È una roba semplicissima. Quando che vai sul banco del pesce, hai sempre paura di sporcarle le mani, queste qua e costa pochissimo. Beh, comprai così, va, con l'ongia, te che stacchi a testa, semplicissima, e col deo ti tiri via l'interiore. Ma si è fatto, non devi fare altro. Ma non ti cavi via la lisca centrale? No, perché dopo cotto va bene. Perché in saor, Giannico? Perché è un sistema di conservazione, è un sistema di mettere via roba, di dargli gusto, come che te fai qua selvaggina, per dirti, no? La selvaggina te la metti in salmi, non mi piace, però te la metti, e il saor si fa facendo una scioglia tagliata fina, olio buono, aseo, mi la addolcisco anche con un po' di frutta secca, tipo uva passa, ma anche albicocche, anche nose, tanto perché diventa, questa qua te mangi buonissima adesso, straordinariamente più buona domani, perché il pesce assorbe tutto il gusto buono del savor, vuol dire sapore, Certo. e te mangi anche domani, oppure te viene un antipastino o un aperitivo scottadeo pronto se viene un amico a trovarti, e te metti in frigo e dura, va avanti tranquillo anche una settimana, 2, 3, 4 giorni. Non dura mai 3-4 giorni, metti mai talmente tanto. Finché se dura un'età, mi viene in mente, no? Io cavallisca, che anche questa, no? Finché ti cavi a testa e che te metti dentro il deo, te avversi un po' di più, ti cavi a lisca. È facilissimo. Non succede niente, guarda, e guarda qua, fatto. Viene fuori sta bistecchetta qua, Sì. no? Dentro, gli metto dentro un po' di grana, il grana sul pesce, sì, gli dà grasso, gli dà buono. Cosa hai fatto? Dopo è una somiglia al beccafico siciliano, questa qua è proprio veneta, il beccafico è col finocchietto selvatico, ma mica ho fatto solo sta roba qua. L'avevo messo dentro qua così, la batto un po', vedete che fuori sta bistecchetta qua? Sì. Guarda, ciappo la sardella, coa con coa, testa con testa, la strucco un po' bene, dopo via cucinandosi il grasso e si attacca sulla sardella finché resta tutto dentro, no? Viene fuori, ma sai perché fa ste robe qua, è una roba, ecco, strucco bene, l'olio è pronto, sta attento. Poi un ragnetto normale. Questo è un piatto, una preparazione che va bene per qualsiasi momento, immagino, vero? Sì, dopo tu puoi arricchirla, te metti dentro il prezzemolo, te metti dentro la fila. Però vedete che resta tutta quanta una fetta, capito? Quello che c'è dentro è formaggio, tutto mai, si scioglie in bocca. Ma quanto semplice è farla fatta? Sinceramente non vedo l'ora di tastarla. Beh, Anche bene. Praticamente, Giannico, se ho ben capito, un pesce più pasti. un pesce più pasti, un pesce, allegria. Allora mi porto a casa il pesce, lo pulisco, lo asciugo, lo frigo per fare il sapore. Però se sera, no, me lo tiro, adesso è pronto, guarda che bello che l'è, me lo metto La qua. sera lo friggi. Bello croccante, lo frigo. Questo qua, adesso la carta mi assorbe l'olio in eccesso, me lo metto sul piatteo con un buon prosecco fresco, magari in insalatina, che ora mi suga la bocca, mi fa bene, ma se mia festa. Tutto il pesce che ho fritto lo mio preparo il saor, perché finché Certo. aspetto, preparo una scioletta fresca, adesso c'è le novelline che è spettacolare, me lo metto dentro su una bowl, su un'insalatiera, su quello che volevo, lo quaso con scioglia e saor, in frigo, domani
con un po' di depressione, 5 mesi vengo a casa, mi mangio un aperitivo e do 3 cose di sapore, non sei a posto. Te che comprare sta cassetta esagerata, ti dici non compra massa, no? Ti devo mostrare prima cosa ti puoi fare col formaggio ripieno. Te fai così, anche non serve curarla, no? Te fai, in quanti io, insomma mi faria 4-5 a testa, to così. Ti fai lo spiedino? Ti faccio una stima col bambù, invece col bambù, il beo largo, che ora il pesce resta beo fermo. Il bambù era anche una volta, essere stato. Voilà. Una bella griglietta. Ah, che bello. Anche perché quanto che mette lo può usare? Oh, 2 minuti, 3 2 minuti. minuti? Sì, bisogna solo, però penso bisogna che sia fresco, logicamente, no? Congelato, perché sennò diventa come una stoppa. Ma non è mio spettacolo. Mamma mia. Cosa che abbiamo fatto con la cassetta saldea? Le abbiamo fatte in sapore, le abbiamo fatte ripiene, le abbiamo fatte i ferri. E il sapore che abbiamo mangiato, il fritto che abbiamo mangiato in Sardegna, domani è ancora più buono per fare un aperitivo. Dove vuoi andare con una roba semplicissima così? Quanto bello sei? Bellissimo. La cucina veneta ha sempre trovato nel mare una grande fonte di ispirazione. Nel mare, o meglio, nell'acqua, perché questi sono pesci d'acqua dolce. Guardate un po'. Uno spettacolo e una dolcezza. Sapete cosa sono? Gli avanotti. Ah, ma che bello! I famosi allevamenti, ancora della Serenissima, che ti fai UV, la trota la fai UV, dopo UV metti dentro su una vasca, nasce gli avanotti, il miasa 2 o 3 giorni senza mangiare, in modo che ti adesso fermo sto piatto qua. Mi piace questa espressione perché... No, perché non che se mia so che i gamberetti, non che se mia so che i totani da fare, questa qua è roba che ha 1000 anni, guarda che spettacolo. E come fatto? E ora, io ho un mix di farina, ho messo su la pignata dell'olio, metto dentro i miei avanotti sulla farina, guarda che spettacolo. I pari massoni, ti ricordi i massoni? Certo. Quelli che ti cattavi sotto i sassi. Rarissimi ormai. Rarissimi. E doveva essere anche qua. Doveva essere anche a Masenete stamattina, ma... Ti hai detto mix di farine perché? Perché cosa delle farine che le assorbe meno l'olio e mi asa il pesce, la polpa che vuoi a friggere, beh, insomma, no, certo. Non insuppare olio. Dopo il glutine, la maglia glutinica, la famosa crostina che viene fuori sul pesce, mi dà la farina del grano, qui a 00. E ora che metto dentro un mix di farina di riso, gli metto anche semola, ma dopo ognuno si fa la sua miscela, insomma. Qua lava sempre, butta via l'eccesso, mi uso sto tamiso qua, ecco qua. C'è ancora voglia di scoprire queste chicche culturali, queste chicche antiche, Giannico? Mi c'è una voglia bestiale, mi vedo anche a mia gente, anche perché c'è un sacco di pregiudizi sui fritti, sulle robe unte così. Logicamente se la farina è di ottima qualità, se l'olio non va a passare il punto fumo e se questi si slevai in modo biologico e non avesse mangime che spuzza da medicina, ma se no per adatte, non sapere che fa male. Perché cosa che fa male? L'olio è solo che la cottura, come il bronzo, mai la bronza, no? Certo. Certo che se ti mangi a bronza, Te ti scodi? ti sei un bel pillo, no? Gli avanotti. Un allevamento ittico di Bressanvido, dei tusi straordinari. Quando che io telefonavo, ho detto guarda che vieni a trovarmi Stefano, e detto ci penso io, mi gattenieste a digiuno 3-4 giorni che si sa spulgare, noi lo curare perché è dolcissime, Quindi siamo pronti adesso. Siamo pronti. Guarda, misto di farina. Ecco, basta una scottata immagino, no? Sì. Adesso qui stai cucinando gli avannotti, però questa è una cottura che riguardava tanto pesce della laguna, immagino. Sì, ritorno a dirti che
il fritto non è una roba tanto da fiori, Certo. poteva più roba in singolo, roba così, però Piatto povero, ma ricco di gusto. sento il profumo, nessuno non è che il fritto No, anche buonissimo. però. Guarda che roba! Cari Mettusi! E questi qua magari accompagnati anche con qualche polenta. La punta bianca che una gonfia. Ah, No, che roba. qua che belli, guarda che roba. No, che spettacolo. Una volta che ti fatti, Stefano, che ti mangiare, che ti assai, ti metti su una ciottoletta, è vero, tu ti taccai, un bicchiere di vero sopra, e ti metti in frigo. Ah. È vero che ti vengono chiesti proprio questi al ristorante. Sì, tantissimo. Cos'è degli allevamenti, il lavoro dei piccoli giovanotti che vende le trote. Ma penso. Bisogna riscoprire queste robe qua, no? Non occorre andare in Thailandia o c'è un indiano a gamberetti, a seppie, totani enormi, una roba così, punta bianca, un avanotto così, ma quanto contento sei tu? Un mare, chilo? un bel prosciutto. Con un No, chilo? guardi, capi, è suave, che fa, una puicella, con quel puicella così, una mia sagra, Con un chilo quanti si mangia? te puoi mangiare in 4. Mm. A parte che Tito, amici, un chilo basta per... Tasi.